ora in onda Potere al Popolo. Potere al popolo a tutti, il buongiorno rinnovato, Sammy Varin, Potere al popolo, Radio Libertà, dopo Giulio Cainarca e il suo approfondimento quotidiano, oggi in compagnia del grandissimo Cambi. Tra pochissimo ci colleghiamo col Parlamento, sempre che riusciamo, perché ci sono buone nuove. La manovra è stata firmata da Mattarella, il testo arriva questo pomeriggio alla Camera, bonus stipendi fino a 40.000 euro, il testo di bilancio è stato firmato poco fa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà quest'oggi in Parlamento e l'apertura del sito del Corriere della Sera, anche Repubblica si è aggiornata, manovra, Mattarella firma il testo, al via l'esame della Camera ed è già iniziato l'assalto dei partiti e certamente vediamo se riusciremo ad avere qualche news su questo fronte e su altri da parte di un parlamentare della Lega. Intanto devo ringraziarvi ancora per i tantissimi WhatsApp che avete inviato in queste ore al 340-6709-659 per commentare i fatti del giorno. Ogni insulto una medaglia, ci scrive Battista da Genova, commentando il fatto che oggi siamo stati tutti insultati da questa Unione Europea che ci ha dato dei razzisti. Non lo capisco proprio il ridimensionamento della rassegna stampa, cara Rebecca, neanche io lo capisco, ma che ci vogliamo fare? Sono quei cambiamenti che stravolgono anche la vostra esistenza e io vi capisco e capite anche la mia. WhatsApp, buongiorno, ma i cittadini di Riace sono dei masochisti? Sì, perché abbiamo commentato il fatto che il sindaco di Riace è diventato nuovamente sindaco per la quarta volta, una notizia sottaciuta, sarà perché è diventato anche europarlamentare ed è una cosa molto molto più importante. Lucano, sei uno di noi, come no? Caro Sammy, puoi trasmettere WhatsApp sulle pensioni, che è molto importante. Voglio che tu sappia che queste cose, e purtroppo il messaggio non è molto chiaro, però c'è un messaggio sulle pensioni che devo leggervi, ma è lungo, 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 lungo. Quindi ve lo leggo dopo e ci colleghiamo con il Parlamento. Qui Parlamento. Una manciata di minuti veloce veloce perché so che quest'oggi si comincia chiaramente a raccontare la manovra economica come la chiamiamo noi in Parlamento. Grazie per essere con noi il Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Alberto Gusmeroli. Buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie per l'invito. Grazie Alberto. Allora Mattarella ha firmato questa mattina il testo della legge di bilancio che oggi sarà in Parlamento, ma c'è un'ulteriore buona notizia, io dico tra parentesi targata Alberto Gusmeroli, che se non erro l'avevamo lanciata anche nel 2023, la notizia di rinviare e rateizzare l'acconto delle imposte come era successo l'altro anno. Ho detto giusto? Non risponde, vuol dire che ho sbagliato. No, vuol dire che è caduta la linea e lo proviamo a richiamare. No, ecco, forse abbiamo ritrovato. C'è una linea ballerina, Alberto. Ci sentiamo? Sì, io vi sento. Vai, ora ti sento anch'io. Sì, allora, in realtà nel decreto collegato fiscale questa norma non è stata inserita, però noi abbiamo posto come Lega come una priorità assoluta, quindi ci siamo già raccordati con il Senato, perché il collegato fiscale va al Senato, in modo che questa norma entri nel collegato fiscale e quindi come emendamento della Lega per aiutare i piccoli. È una norma che è già stata inserita l'anno scorso, quindi è stato l'anno scorso il primo anno negli ultimi 50 anni in cui sostanzialmente le tasse invece di pagare sono state pagate nel 2024 5 rate, quindi quest'anno vogliamo replicarla, ampliarla e mettere anche i contributi INPS. Sarà un emendamento della Lega al collegato fiscale al Senato.
E questo ci piace e mi piace soprattutto il fatto che la Lega non molli su queste argomentazioni perché da sempre, insomma, le portiamo avanti. Solo una postilla, perché Repubblica scrive che è al via l'esame della Camera alla manovra ed è già iniziato l'assalto dei partiti? Che cosa succederà nelle prossime ore, Gusmeroli? No, diciamo che la Lega vuole sostanzialmente, per esempio con questo emendamento della rateizzazione delle imposte, vuole che si faccia quello che è già stato stabilito nella delega per la riforma fiscale, perché questa norma era già nella delega per la riforma fiscale con un emendamento del sottoscritto, è già stata fatta l'anno scorso, quindi probabilmente per diciamo, problemi legati al concordato preventivo non è stata inserita, adesso si potrà inserire al Senato. Quindi noi non facciamo polemiche, non creiamo trambusti sulla manovra, ma vogliamo dire se è stato immesso in riforma fiscale, è già stato applicato nel 2023, adesso mettiamolo a regime, facciamo che la gente non debba fare i prestiti in banca per pagare le tasse a novembre oppure non prenda sanzioni se non riesce a pagarle. Mi sembra di buon senso. La Lega è sempre stata legata alle problematiche dei cittadini, direi andiamo avanti così, quindi non ci sono polemiche, ecco, anzi c'è una maggioranza coesa che vuole portare ma fiscale nell'ottica di semplificare la vita del cittadino. E questo è veramente sacrosanto. Grazie ad Alberto Gusmeroli, buon lavoro! Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e complimenti per la trasmissione. Qui Parlamento.
Che dolce! Come si chiama? Chi è questa cantante? Si chiama Silvia Carrino. L'abbiamo già ospitata con un'altra cover. Questa è una bella canzone di Rene Grandi, TVB. Pensate che Silvia Carrino, insieme a Martina Tili e altri 44 artisti su 564, sta partecipando in queste ore alle audizioni per le 4 nuove proposte che saliranno sul palco di Sanremo. Quindi Silvia Carrino, facciamo il tifo, ma c'è anche un audio con cui lei ci saluta. Sentiamo, sentiamo. Ciao a tutti, sono sempre io, sono Silvia Carrino, questa è la mia seconda cover, Ti voglio bene di Irene Grandi. L'ho scelta perché anche questa rappresenta appieno i miei potenti 16 anni. Spero vi piaccia e mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Un abbraccio. Ciao ciao. Grazie. Silvia Carrino, soli 16 anni. Che storie. Uè, abbiamo il Focus Emilia Romagna. Dai, andiamo. Va ora in onda Focus Emilia Romagna. Caldi più che mai, signori, è giornata calda in tutti i sensi, certamente sì, razzisti, dovete sentirvi tutti quanti così, quest'oggi in ginocchio sui ceci per l'intera trasmissione, ma intanto il Focus Emilia Romagna con un consigliere regionale della Lega, con noi Stefano Bargi, ciao! Ciao Sammy, grazie per l'invito. Grazie, 10 minuti con Stefano Bargi, belli tosti, soprattutto perché Stefano, più battagliero che mai, è anche candidato della Lega alle prossime elezioni in Emilia-Romagna, lo sappiamo, manca poco, sempre meno, 17 e 18 di novembre. Quest'oggi per la prima volta, forse in vita sua, il quotidiano La Stampa ha espresso dubbi anche sulla vittoria del centro-sinistra in Emilia-Romagna, forse perché la gente è così scazzata che non si sa neanche se andrà a votare, visto che sta spalando il fango. E proprio su questo, certo, Stefano, torniamo all'Emilia-Romagna di nuovo allagata da un nazi-ambientalismo, si è scritto. Adesso anche la Corte dei Conti ha emesso i suoi dati sulla mala gestione dei fondi nazionali e per il ripristino, nonché la manutenzione e il dissesto idrogeologico. Insomma, i soldi non sono stati spesi, o quando sono stati spesi male, non soltanto su questo fronte, anche sulla sanità. Ma qui mi zittisco, lascio la parola a te. Sì, Sammy, effettivamente in Emilia Romagna la situazione ormai è tragica, non può succedere che in serie continua vengano alluvioni di questo tipo, mettendo in ginocchio le famiglie, anche le attività produttive, perché a questo punto ci si interroga anche su quanto valga la pena investire su un territorio se sai che va sott'acqua ripetutamente. È vero, c'è il tema del cambiamento climatico, ma il cambiamento climatico non può essere una scusa. Cioè, se è vero che avviene, è anche vero che negli ultimi 30 anni abbiamo passato un periodo molto lungo di siccità in cui forse c'è stato anche un disinteresse rispetto alla difesa del suolo, semplicemente perché ce n'era meno bisogno, c'erano altri problemi, però questo non possiamo nasconderlo, è stato accompagnato da politiche ambientaliste che vedevano come prioritaria diciamo, la tutela delle specie animali, delle piante, della creazione di osi. Da noi esistono anche le linee guida regionali sui fiumi che parlano di divagazione delle acque, quindi non so dove dovremo farle andare queste acque, probabilmente spostando gli esseri umani, perché sennò altrimenti non è possibile per come è fatto oggi il nostro territorio. E questo è un po' un trend che ci portiamo dietro da quasi 40 anni, fondamentalmente da quando la delega, la funzione pubblica della difesa del suolo è passata dai lavori pubblici, che hanno un'impronta legata ai progetti e ai lavori, all'ambiente, che ha un'impronta più marcatamente ideologica, che mette come prioritario appunto le cose che dicevamo poco fa. Io sono sempre stato molto attento su questo tema perché la mia prima elezione è avvenuta nel 2014, l'anno in cui l'alluvione colpì Modena, in particolare le zone di Bastiglia e Bonporto, si ruppe un argine del Secchia. In quella fu, diciamo, la prima grossa alluvione, da cui poi negli ultimi 10 anni, insomma,
siamo stati abituati, Modena di nuovo nel 2020, c'è stata la Romagna in passato, Parma, Piacenza, Bologna, e oggi, insomma, negli ultimi 2 anni abbiamo visto un'accelerazione di questi fenomeni. Cosa successe nel 2014? Allora era assessore all'ambiente Paola Gazzolo, giusto per capire come ragionano. Cominciò a dire, ma abbiamo capito, ci siamo svegliati, più o meno la cito testualmente, adesso dovremo lavorare per fare prevenzione, per fare programmazione, per mettere avanti i cantieri che servono per mettere in sicurezza il territorio, come è da DNA della nostra regione, disse più o meno così. L'anno dopo, 2015, uscirono le linee guida sulla gestione delle acque, neanche a dirlo, i fiumi dovevano diventare parchi naturali, tant'è che il fiume Secchia è anche citato in una legge regionale, quindi capite il valore che ha come parco naturale del fiume, tant'è che oggi non è un parco solo perché un paio di amministrazioni della bassa, le zone più colpite dalle alluvioni, hanno deciso di fermarsi, hanno detto fermiamoci qui, non aderiamo all'idea del parco e stoppiamo questo progetto. Altrimenti capite bene che se è un parco non puoi toccare l'animale che fa la tana, non puoi toccare la pianta che trasborda, insomma non puoi fare quei lavori necessari per mettere in sicurezza i fiumi. Aggiungo un'altra cosa, 40 anni di abitudine a questo ambientalismo, a questo non interventismo sui fiumi, ha fatto sì che perdessimo le competenze. Oggi una realtà come AIPO, che quella, sapete, qui c'è un giro di camere, mica camere, in cui la regione passa dai consorzi di bonifica per la rete idrografica, a AIPO che dovrebbe intervenire invece sui corsi d'acqua principali. Insomma, mette i soldi ma poi non controlla, questo l'ha detto anche la Corte dei Conti, come vanno a finire le cose. La stessa AIPO risulta svuotata di professionalità. Cioè noi non abbiamo più quelle eccellenze che avevamo negli anni 70, penso alla commissione De Marchi, no? Con l'alluvione del Veneto e della Toscana venne creata una commissione di tecnici, disse cosa serve nei vari territori, arrivarono i soldi per fare i lavori. Oggi all'Emilia Romagna serve una roba del genere, un piano straordinario. Le risorse sono un'altra grande scusa, mancano i soldi. E io mi chiedo com'è possibile che un territorio che viene spesso citato come la locomotiva del paese, quello con l'export pro capite più alto e via discorrendo, sia del paese che del contesto europeo possa, e che quindi contribuisce con le sue tasse pesantemente, insomma, sia l'Italia. Siamo in tema di autonomia, conosciamo bene i residui fiscali delle regioni del nord, conosciamo bene che l'Italia è un paese contribuente netto verso l'Unione Europea, com'è possibile che non esistano le risorse per intervenire con piani straordinari? È chiaro che se però la Regione in tutti questi anni ha sempre taciuto, invece che chiedere e pretendere interventi, come è stato fatto magari in Veneto e in Friuli, dove oggi sì, l'alluvione colpisce, ma meno che da noi, perché qui veramente i fiumi sono totalmente sottodimensionati per capacità di invaso rispetto ai piani che l'Unione Europea pure ci fa stilare, ci fa spendere soldi, vuol dire che qualcosa evidentemente qui non va. L'altro grande tema è quello della sanità. Insomma, noi veniamo da qualche anno di buchi di bilancio, ne avete sentito parlare, c'è stato il dirigente sanitario che nel 2022 poi dimissionaria, poi riassunta come consulente e poi ha smesso di parlare, quindi capite, anche in queste cose l'Emilia Romagna ha i suoi modi, insomma, per saltarci fuori, anche se poi a farne le spese sono i cittadini, ma questo è un altro paio di maniche. La sanità emiliana romagnola si è portata dietro comunque il famoso buco di quasi 1 miliardo dalla gestione pandemica, dove, parole del dirigente, si è speso, espanso, senza, così, con una gestione pressapochista delle risorse, parole sue, che ha fatto sì che si creasse poi questo buco. Poi si va a piangere, il governo deve metterci soldi. Sì, se vogliamo una sanità pubblica, e noi della Lega non è che la vediamo diversamente. Calderoli poco tempo fa ha detto chiaramente che tirar fuori un paio di punticini di PIL in più per la sanità dovrebbe essere un obiettivo importante per il governo, da cominciare magari a metterlo in agenda. Però è anche vero che i soldi poi vanno spesi come devono essere spesi, perché se ti fai prendere da questa ansia dell'emergenza, emergenza dalla parte ambientale, emergenza dalla parte sanitaria, e non investi mai sul futuro, ma gestisci le risorse di emergenza, è chiaro che poi spendi e spandi. Se poi ancora di più, anche lì, l'ideologia, l'asservimento a quella che era tutta la fase di Green Pass, di contenimento della pandemia, dovuta quasi a creare paura sul cittadino. Ricorderete Bonaccini quando diceva vi vengo a prenderne le case se non vi vaccinate, cioè neanche fossimo sotto regime totalitario. È chiaro che dopo tu spendi per mascherine, spendi per vari dispositivi, spendi per tutta una serie di cose che alla fine abbiamo buttato via o sono rimaste lì perché hai esagerato, e quindi di conseguenza oggi vuoi soldi nazionali per coprire quel buco.
Quei soldi non ci sono stati, c'è un problema anche nazionale, io non lo nego e non lo nascondo, però è vero che la Regione Emilia-Romagna è in forte difficoltà per la gestione che ha avuto e che oggi toglie le risorse dai territori. L'anno scorso avevamo fatto quella variazione di bilancio, noi l'avevamo chiamata il raschiabarile, perché venne concesso dall'UE e dal governo italiano di poter andare a recuperare altre risorse vincolate, quindi in quel caso ricordo principalmente erano destinate alle aziende, quindi capite un po' cosa succede. Abbiamo raschiato il raschiabile per spostare queste risorse sulla sanità per cercare di tamponare al meglio. È chiaro che, come disse lo stesso assessore, tutte queste misure straordinarie sono finite, quindi la sanità oggi è in grossa difficoltà. Qual è la situazione? Parlo della mia Modena. Oggi noi siamo maglia nera in Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda la lista d'attesa, tant'è che su segnalazioni di alcune associazioni sono intervenuti i NAS dei Carabinieri a fare un sopralluogo a Modena per capire com'è possibile che noi siamo così indietro per quanto riguarda le visite. Si parla di ritardi superiori al 10%, che sarebbe la soglia diciamo di segnalazione della criticità da parte della Regione, per tutta una serie di TAC addominali, gastroscopie e via discorrendo che sono in ritardo incredibile, quindi anche visite di controllo che dovrebbero servire anche per prevenire, no? E quindi evitare poi dopo di dover andare veramente all'ospedale. Insomma, tutto questo oggi si trova in grave ritardo, i cittadini modenesi lo sanno bene. Altro dato che sempre la Corte dei Conti nel suo giudizio di parifica ha fatto emergere, oltre alla questione diciamo del poco impegno delle risorse sul fronte del dissesto idrogeologico, solo il 10% sul 2024 delle risorse stanziate dal governo, ha fatto emergere anche un altro dato interessante per la mia provincia, ovvero che l'azienda sanitaria nostra è una delle poche, sono 3 su 13 in Emilia Romagna, ad essere in negativo, parlo sempre di Modena, accompagnata in questo caso da Ferrara e da Piacenza, è in negativo per quanto riguarda la mobilità interregionale. Quindi Bonaccini per 10 anni ci ha raccontato, sì, poi è vero, che la Regione Emilia-Romagna attrae pazienti da altre regioni, verissimo, peccato che la sua provincia invece vede i cittadini andarsi a curare fuori. Noi chiaramente abbiamo su Zara, ospedale pubblico-privato lombardo, Pieve di Coriano, sempre nel Mantovano, che attirano tanti nostri cittadini per curarsi, dove ci sono dei servizi più certi, delle professionalità sicuramente riconosciute, e poi chiaramente paga la nostra ASL, e questo fa sì che noi abbiamo un saldo negativo, dimostrando quante sono le criticità sul nostro territorio, fermo restando il nostro grande tema anche di campagna elettorale. Noi abbiamo sempre sostenuto che la sanità dovrebbe andare sui territori ed essere tarata, come tutti i servizi, su misura delle comunità e delle persone che vi vivono. Oggi in particolare la mia provincia ha questa particolarità di avere tanti centri, non è baricentrica sul centro principale, sul capoluogo, ma è diciamo ha sia la popolazione che i centri di interesse sono sparsi. Abbiamo, pensate, l'Appennino più abitato dell'Emilia Romagna, quindi di conseguenza è incredibile come si depotenzino i servizi della periferia portandoli tutti al centro, creando questa difficoltà per chi vive fuori. Noi in una settimana abbiamo avuto quest'estate una donna che ha partorito in macchina nella bassa modenese, una che ha partorito in ambulanza mentre scendeva dalla montagna, e lei di soccorso per una persona che ha avuto un incidente in Appennino modenese è arrivata a Massa Carrara perché quello Emiliano Romagnolo non era disponibile. Capite bene che insomma la sanità migliore del mondo di Stefano Bonaccini qualche problema ha. Se ci fossimo concentrati di più sulle criticità invece che lodare i punti di forza, perché quelli servono per i messaggi politici, ma non sono una soluzione ai problemi, magari avremmo potuto fare meglio. E quindi sì, gli emiliano-romagnoli sicuramente sono arrabbiati. Io mi auguro che esprimano la rabbia col voto. Capisco che quando sei arrabbiato verrebbe da dire non voto più nessuno, sono tutti uguali e via discorrendo. Però l'Emilia-Romagna è una regione particolare, non ha mai avuto un cambio, mai una volta nella sua storia. Quindi, insomma, io forse, prima di dire sono tutti uguali, un tentativo lo farei. Assolutamente sì. Allora, signori, segnate in calendario 17 e 18 novembre, se avete parenti o amici in Emilia Romagna, la rivoluzione davvero si può fare. E vi dicevo, per la prima volta oggi sul quotidiano La Stampa si mette in punto interrogativo la possibilità che il centro-sinistra vinca nuovamente in Emilia Romagna. Stefano Bargi, consigliere regionale della Lega in Emilia Romagna, ricandidato. Chi ti può votare e dove esattamente?
Io sono del collegio di Modena, da noi i collegi chiaramente ripercorrono i confini provinciali, quindi tutti i modenesi possono esprimere la preferenza per me o per gli altri candidati della Lega, ovviamente sul nostro territorio. Spargete la voce. Grazie Stefano Bargi, buon lavoro, buona informazione, alla prossima. Grazie Sammy, alla prossima. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. È in gamba questo, è in gamba Stefano Signoroni, cantante, compositore, musicista e intrattenitore. Pensate che da anni porta in giro per i locali uno show con lo smoking, ripercorrendo la musica dagli anni 60 ad oggi. Perfetto cerimoniere dal gusto vintage, questa Quando, targata Tony Reigns 1962, ma tanti altri pezzi che canta, suona, balla insieme a voi nei locali milanesi e non soltanto. Sono le 11.34, ancora il buongiorno, Sammy Varina, Potere al Popolo, in arrivo un'altra ospite, ma intanto qualche WhatsApp, perché nessuno contesta la cara LPD per il disastro che sta avvenendo in Emilia Romagna. Caro ascoltatore, la contestiamo e come, ma la notizia non passa. Vi ricordate Abbatantuono nel Mago di Segrate? Sto stupido e perplesso, uguale al nostro inquilino del Colle. Non oseremmo mai, prendiamo le distanze, perché Mattarella ha telefonato al capo della polizia dicendo no, ma perché l'Europa dice queste cose alla nostra polizia, che siamo razzisti? Io avrei chiamato l'Europa, certamente, è vero. Domanda: ma il monarca è stato rieletto con i voti del centrodestra che era maggioranza mentre la casellata è stata boicottata? Spiegazioni, Gino, perché metti il dito nella piaga? Se il Tribunale di Roma asserisce che l'Italia è sicura,
Togliamo a magistrati e politici la guardia del corpo, usino i mezzi pubblici come qualsiasi cittadino. Cordialità, scrive Joe di Torino. Il discorso di riforma tasse, vedi flat tax, penso la Lega sia frenata da Meloni. E lei, Premier, vuole incidere Anna Maria, ho capito, sì, e la Meloni frena un pochettino tutti quanti perché devono andare avanti tutti insieme. E lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna e poi getta la spugna con gran dignità. Oh, che buono caffè! Ciao Dario, saluti a voi. Siete disperati oggi. Pietro, io so solo che questo governo in 2 anni mi ha aumentato circa 200 euro la pensione. Oh, e sì, felice, e il bello deve ancora venire. Buongiorno, sono veramente arrabbiato. Mia mamma, 85 anni, non esce più di casa perché tutte le volte quando esce da sola viene molestata da questi clandestini. Non c'è più la libertà. Ah, chiamo subito gli amici europei. Sì, 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 e sicuramente sei tra i papabili di razzismo. Tocca al Focus Lombardia. Sigla. Va ora in onda Focus Lombardia. E grazie a Francesco in regia, grazie a tutti voi che ci seguite con tanta amabilità. Quanto siete dolci e gentili questa mattina, assolutamente, siete incacchiati neri. Fatemi salutare qualcuno che vi porta delle buone notizie. Già consigliere regionale, ma da giugno è diventata sindaco di Marudo, nell'Odigiano, 1700 abitanti. Abbiamo con noi Selene Pravettoni, ciao! Ciao Sammy, ciao, grazie dell'invito. Ehi là, piacere di trovarti su queste frequenze, in questa nuova veste, ma d'altronde tu sulla tua pagina Instagram scrivi fieramente lodigiana. Assolutamente sì, assolutamente, fieramente lodigiana, fieramente marudese, visto che oggi sono primo cittadino della mia piccola, grande Marudo, che amministro, devo dire, con piacere e davvero con orgoglio. E noi parliamo proprio più volentieri a volte dei piccoli centri, delle piccole realtà, perché hanno un significato ancora più forte che va esternalizzato, che va portato anche nelle città più grandi dove ci si perde, non ci si ritrova e soprattutto non ci si capisce, perché molto spesso il tuo vicino di casa non parla proprio l'italiano. Parlaci di Marudo, 1700 abitanti, che cosa hai trovato quando ti sei insediata? Si usciva da quale amministrazione? E che cosa stai portando in questo piccolo paese? Quali sono le esigenze della tua comunità e come si sta lavorando conoscendosi praticamente tutti quanti? Tutti, praticamente è una grande famiglia. Abbiamo la fortuna di essere nei piccoli comuni ancora appunto realtà dove, ci si conosce, anche i nuovi arrivati cerchiamo e io cerco, con tutta me stessa di coinvolgerli fin da subito, tanto che qualcuno che abita da poco a Marudo è già parte della mia amministrazione, è consigliere comunale e ci porta l'esperienza di chi è venuto magari da qualche anche dalle grandi città a vivere in campagna. Siamo fortunati perché, arriviamo da 15 anni di una giunta guidata da un sindaco leghista che mi ha preceduto e che mi ha passato il testimone, 15 anni in cui l'amministrazione, devo dire, è stata ben gestita, è stato un ottimo amministratore, per cui noi abbiamo trovato i conti in ordine, abbiamo trovato un bel comunello nel suo piccolo, abbiamo trovato qualche opera già in corso e che ci stiamo impegnando a realizzare, a portare a termine. Sicuramente l'aspetto più politico dell'amministrazione, che tutto il gruppo consigliare che mi supporta è d'accordo con me a valorizzare, è proprio quel senso di comunità a cui tu accennavi, che contraddistingue un po' i piccoli comuni rispetto alle città ed è su questo che noi stiamo lavorando notte e giorno per cercare di, insomma, non essendoci nei piccoli comuni grandi servizi a cui far riferimento, ma potendo contare su quello che è un senso di comunità,
noi proprio su quello cerchiamo di far leva attraverso la partecipazione attiva nelle associazioni, con le associazioni. Uno dei grandi progetti che abbiamo in mente per questi 5 anni è la riqualificazione del nostro centro sportivo comunale. Sembra una banalità, ma attorno allo sport davvero si creano delle belle realtà che servono tanto a comuni così piccoli per sentirsi vivi, per creare appunto quella comunità che ancora. Ti abbiamo perso per qualche istante, vediamo se si riavvia la macchinetta. Come sai, un tempo si girava la Con manovella. Ecco, a tutti gli altri, ti abbiamo ecco, ci scontriamo ritrovato. col tema dei costi. Ti abbiamo ritrovato, certo, no? Stavi appunto parlando un centro sportivo e queste cose piccole o grandi che siano hanno un'importanza incredibile perché sappiamo che oggi altrimenti i giovani si rinchiudono in casa attaccati al telefonino o al computer, si mettono ad ascoltare musica strana e poi lo sappiamo che fine fanno, speriamo non sia così, naturalmente parliamo del fattaccio di Garzeno, quel paesino forse ancora più piccolo del vostro, sopra Como, dove è stato ammazzato un personaggio conosciutissimo, pare da un 17enne. Ecco, noi speriamo con tutto il cuore che non sia vero, però è un pericolo, certo, i nostri giovani dove stanno finendo. Lo sport può essere davvero una soluzione vincente per dare modo a loro di confrontarsi e soprattutto di avere ancora rapporti interpersonali, di guardarsi negli occhi e di avere il coraggio a volte anche di perdere, perché nella vita devono Assolutamente. impararlo, si può davvero perdere. Selene, un'ultima buona notizia. Speriamo che sia poi confermata che nella manovra, quella che è stata firmata oggi dal Presidente, oltre a telefonare al capo della polizia, ha anche firmato la manovra, sarà stanchissimo, la modifica della norma sull'affidamento dei minori ai comuni. E non sto dicendo una cavolata, questo interessa il tuo comune, ma migliaia di sindaci italiani, soprattutto quelli dei comuni più piccoli. Quindi affidamento dei minori sì, ma non sulle spalle del comune. È vero, Selene? Sì, io ringrazio tantissimo il ministro Giorgetti per questa, che lui ha definito una piccola cosa, ma io assicuro che per noi è una cosa enorme. Ho sentito tanti sindaci dare dei numeri, però vorrei fare un paragone, perché a volte i numeri non si capiscono. Per organizzare la sagra del paese, che è l'evento per antonomasia in un piccolo borgo come il mio, noi abbiamo speso 1.500 €, 3 giorni di eventi, siamo riusciti a risparmiare 20 € di qua, 20 € di là ed è stata un weekend di festa molto partecipato, molto ben riuscito ed è quello che poi il cittadino a tutti gli effetti vede. Per darvi l'idea, un ragazzino, un bambino in comunità costa circa 35.000 € all'anno. Quindi capite che se io faccio fatica a trovare 1.500 € per fare la sagra del paese, che è appunto l'evento degli eventi, dovesse domani arrivarmi dal tribunale il decreto su cui io non posso assolutamente, a cui io non posso oppormi perché il decreto arriva dal tribunale e mi impegna a spendere 35.000 € all'anno perché un bambino va purtroppo allontanato dalla famiglia, capisci che per me, per un comune così piccolo vuol dire la fine, vuol dire rischiare davvero il default e non avere gli strumenti finanziari per poter far fronte a questa spesa. Quindi non è vero che è una piccola cosa, è una cosa enorme per noi comuni che vediamo il costo del sociale. Proprio ieri il ragioniere del comune mi dice: in 2 o 3 anni noi abbiamo raddoppiato i costi relativi al sociale. Vuoi per l'assistenza scolastica, che è un altro dei temi che gli amministratori sentono fortemente perché è in carico ed è in capo ai comuni. Per fortuna la Regione Lombardia ci aiuta con quella che è l'assistenza educativa scolastica dei ragazzi alle superiori,
quindi non dobbiamo farcene carico noi come comune, ma c'è un bando di Regione Lombardia che ci viene incontro. È chiaro che però tutti i bimbi, dall'infanzia alla primaria a quelle che erano le scuole medie, sono ancora in carico al comune, e anche questo è un'altra spesa veramente, veramente importante per i comuni, soprattutto per i piccolini che hanno veramente difficoltà. Certo, e questa è una buona notizia che diamo a tutti i sindaci, quindi la modifica della norma sull'affidamento dei minori ai comuni. I minori non dovranno essere più sulle spalle dei comuni, e qui parliamo, la prima cosa che ci viene in mente naturalmente sono i ragazzini, i migranti che arrivano sulle nostre spiagge, ma non soltanto loro, perché questo riguarda praticamente tutti i minori che per qualche motivo non possono più stare nelle loro famiglie, famiglie disagiate molto spesso. Abbiamo parlato anche di questo perché noi pensiamo che la verità poi stia nel mezzo, e quindi centri sociali sacri, importantissimi. Molto spesso però i bambini vengono anche sottratti a queste famiglie per delle motivazioni, tra virgolette, strane, che noi analizziamo su questo fronte, però cavolo, cerchiamo di non farli pesare in maniera pazzesca sulle tasche di chi ha un comune di 1700 abitanti e anche meno. Selene Pravettoni, grazie davvero per Grazie questa a bella te. ospitata. Ti auguro un buon lavoro, ma naturalmente quando arrivi da Lodi fino a Milano non capiterà spesso, perché penso che si viva meglio rispetto a quando eri consigliere regionale. C'è il pro e c'è il contro in questo senso. Sei in una cittadina bellissima, tranquilla, ma se passi da Milano in via Bellerio siamo qua, scendi giù per un Vi vengo a caffè. trovare molto volentieri, grazie. Buon lavoro, Selene Bravettoni, Buona ciao. giornata. Ciao, ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Uomini delle colonie padane, io devo ringraziarvi perché quest'oggi, insomma, sì, sarà che abbiamo fatto la rassegna stampa a tempo di valzer. Se ve la siete persa, la ritrovate sul sito radiolibertà.net. Sarà che, insomma, ci hanno incolpato di essere razzisti. Non c'è cosa peggiore che puoi dire a un leghista, e c'è pericolo che ti dica pure di sì. Razzista, ma in senso buono. Sono arrivati tantissimi WhatsApp al 340 6709 659, ma avete anche 10 minuti se volete per entrare in onda chiamando 0292947222. Buongiorno, ho ascoltato con solito interesse critiche, tutte oggettivamente motivate, alle numerose manchevolezze del nostro governo di centrodestra. Mi piacerebbe però che in premessa avessero l'ovvia constatazione che questo governo di centrodestra è comunque per il nostro paese, per noi tutti i cittadini, 1000 volte meglio di qualsiasi governo delle sinistre. Non credete? Bilancio di governo dopo 2 anni? Troppo poco, troppo farraginoso per colpa del dover scendere a compromesso e della troppa timidezza nei confronti di un sistema difficile da scardinare, scrive Paolo. Poi c'è Marcello, sono del parere che per cambiare il sistema fiscale servono soldi a supporto. Semplificare il fisco significa anche diminuire il gettito fiscale. Purtroppo, viste le condizioni, le tasse prelevate non bastano a gestire il welfare così com'è. Buongiorno, non voglio farla semplicissima, ma piccole cose si possono fare. Eliminazione canone, ripristino articolo 68, così la magistratura la mettiamo a cuccia. Per il resto Giorgia fa quel che può, non ha ancora esperienza di questo governo e classe dirigente sempre all'altezza, vero? L'abbiamo detto tante volte, la classe dirigente di Fratelli d'Italia è un po' come quella della Lega anni fa. Roberto di Bologna, secondo me ci voleva più ribellione sulle decisioni insulse europee del Green, sull'invio di armi, senza mai obiettare, continuare a non avere una politica industriale. Sì, sto arrivando, signori, tanti WhatsApp, ma anche telefonate, sentiamo le vostre voci. Pronto? Ciao, sono Giorgio da Monza. Buongiorno. Allora, come ho detto 2 giorni fa, la prima cosa da fare, merito alle alluvioni, dato che vorrei parlare proprio di questo, che ci sono stati in Emilia Romagna, è commissariare la regione Emilia Romagna. Dato che il PD fece altrettanto con la regione Lombardia quando fu colpita dal Covid, dalla epidemia,
rendiamogli il favore. Però volevo aggiungere anche una cosa che va anche a discolpa di molti. Io sono un po' stufo di sentire tutta questa retorica sulle alluvioni e che un giorno è lo Stato che non funziona, o sono le regioni, o sono i comuni, o è il Padre Eterno. Allora, cari amici emiliani, ma il discorso vale anche per gli abitanti di Monza Centro, se vivete vicino a un fiume, di essere allagati sta nell'ordine delle cose, altrimenti è come vivere a Venezia e lamentarsi dell'umidità. Se volete comunque continuare a vivere proprio sul bordo del fiume e non volete trasferirvi, c'è soltanto una soluzione che avevano capito già gli uomini dell'età del bronzo, si chiamano palafitte. Certo, nelle palafitte si possono fare anche in cemento, e in Louisiana le fanno, e state tranquilli che lì l'acqua vi passa sotto e non vi rompe i coglioni, altrimenti non dovete rompere i maroni dalla mattina alla sera dando la colpa a chiunque, la colpa è vostra che vivete in delle case che non sono più gestibili, quindi o vi rassegnate a prenderlo in culo ogni volta che piove, o vi costruite le palafitte. Grazie caro, con tutto il rispetto per chi purtroppo sta spalando in questo momento, però il ragionamento non fa una grinza, come quelli che passano vicino alla stazione. È fisiologico che se passi vicino a una stazione ti puoi prendere una coltellata. 0292947222. Pronto? Caduta, ne prendiamo un'altra. Da Monza. Ciao Rosa. Ascolta una cosa, ma non è possibile, intanto che c'è questo governo, trasformare il Presidente della Repubblica, non deve stare 10 anni. Mattarella è stato votato da chi? Doveva essere votato. Comunque sta portando la sua monarchia in Italia. Non c'è più democrazia. Mattarella deve essere votato anche da me. Hai capito? Grazie cara, lo so, Mattarella l'abbiamo rivotato perché non c'era nessun altro che voleva fare il presidente. Nel frattempo cerchiamo di cambiare le cose. Manovra sulla Camera, mancia sulle pensioni minime di 3 euro, scrive Repubblica, piglia per il culo. Tetto alle spese RAI, tutte le novità della legge di bilancio stanno uscendo, è passata in Parlamento da pochi minuti. Un'altra chiamata, pronto? Pronto? Ciao. Senti, ciao, sono Pier da Riccione. Dunque, volevo dire qualcosina all'amico di Monza che parlava prima, che mi sembra un po' confuso. Non è che la gente in Emilia Romagna abita sui fiumi, c'è qualcuno. Quello che è avvenuto è qualcosa di diverso. A Bologna centro non si vive sul fiume. Se le opere e le attenzioni che devono essere fatte sulle vasche di laminazione, diciamo da una parte, sugli argini dall'altra, su interventi come le fogne eccetera, non vengono fatte, e soprattutto ci sono i soldini, i denari, no? Che ci sono e non vengono spesi, e quindi rivolgo direttamente ai signori Bonaccini e Schlein, questo succede. Quindi è inutile dire che se uno viene alluvionato è colpa sua, queste sono puttanate. Se lo evitasse di dire il signore lì sarebbe meglio. Se ce l'ha con l'Emilia Romagna si attacchi al tram, cosa vuoi che ti dica io? Il problema non è l'Emilia Romagna, il problema è chi governa l'Emilia Romagna, che non è capace, non è stato capace, non accetta il cambiamento, non è in grado più di gestire, quindi se ne devono andare a casa. Grazie caro, grazie, assolutamente sì, e ricordiamolo a proposito, le elezioni del 17 e 18 novembre in Emilia Romagna, e ve lo ripeto ancora, vale la pena oggi spendere i soldi e acquistare il quotidiano La Stampa, perché per la prima volta in 2 paginoni gli amici di sinistra della Stampa mettono tanti punti interrogativi alla possibile vittoria del PD anche in Emilia Romagna. Liguria la Sensta, Umbria si pensavano, ma anche in Emilia Romagna dicono sicuramente molta gente dopo tutte queste alluvioni non andrà più a votare. Chiaro che se riusciamo, abbiamo un mesettino di tempo a spostare il non voto su un voto, dando fiducia per una volta al centrodestra anziché al centrosinistra, come hanno fatto in moltissime altre regioni, in quasi tutte le province della Toscana, e qualcosa potrebbe cambiare, deve cambiare, perché se il centrodestra in questo caso non si dà da fare, col cavolo che poi lo rivotate, e potrebbe essere un cambiamento interessante. Intanto però vi ricordo che questo weekend 27 e 28 di settembre si vota in Liguria,
Quindi direi che la questione è più che importante. Ci fermiamo? Sì, ci fermiamo, sto per andarmene, ma poi ritorno. Oggi è mercoledì, c'è il Magna Magna. Vi dico soltanto 2 notiziuole carine che da oggi al via la patente digitale la potete avere sul vostro smartphone, signori. Voi che lasciate a casa sempre tutti i giorni il portafoglio, sicuramente il telefonino lo portate. Beh, se scaricate questa app, poi prendete il codice segreto da quell'altra, poi la rimettete su questa, poi scaricate anche quest'altra, poi avrete, certo, potrete vedere la patente sul vostro smartphone e farla vedere al poliziotto che è lì da mezz'ora che aspetta che abbiate scaricato tutte le cose. No, non è una figata, si fa veramente velocissimi. E poi Repubblica, il governo aveva il report da più di 6 mesi, aveva detto: razzisti, stiamo formando i poliziotti a proposito dello scontro con l'Europa. Davvero lo si sapeva? Misteri, apparizioni, sparizioni. Me ne vado ringraziandovi per il gentile ascolto, ma tra 10 minuti sono di nuovo qua perché il mercoledì arriva, è tutto magna magna. Avete ascoltato